Buonasera cari amici, benvenuti anche oggi a una live splash molto corta in cui, visto che alcune amicizie mi hanno chiesto di fare un racconto di fantasia, di eventuali risultati che ha visto Marietta nella vita. Questa è una storia di fantasia e quindi non dovete crederci. Perché, come ho detto in altre live, da piccolino, verso 23 anni, ho conosciuto uno dei più potenti maghi italiani a cui andavano anche i scialli Persia, i presidenti di varie nazioni a cercare una sua consulenza. E mi disse, guarda che le persone che sanno come gira la realtà non vanno dagli avvocati, ma vanno dai maghi a sistemare le cose. E il vostro Marietto questa sera vuole raccontare una storia molto breve che mi ha raccontato il Dante, quindi il Dante l'ha raccontata a me e io la racconto a voi perché sapete che quando il Dante racconta bisogna sempre avere il giubbetto antiproiettile perché ne spara grosso. Più o meno quando io ho 7 anni e mezzo, c'era un bambinetto che aveva 8 anni ed era fisicamente forte, ma era anche un bambinetto che raccontava molte bugie e aveva una mamma e due zie. Sapete, quelle erano donne sicuramente forti ed erano donne che vivevano un po' nell'età della pietra, erano anche belle signore fisicamente, ma vivevano un po' in un ambiente animalesco, no? Erano donne distinte, sempre in giro con la pelliccia, però erano molto istintive, no? E cosa è successo? Successe che questo bambino un giorno, una mamma accompagnando a scuola il mio compagnetto di classe, cioè questo bambino grosso, che aveva un anno in più, se non due, tirò una palla di neve a quell'altro bambino. Quell'altro bambino andò a dirlo alla mamma, la mamma che accompagnava a casa, che accompagnava a scuola il bambinetto, andò a sgridare questo bambinetto più grosso, no? Perché insomma quell'altro era molto piccolo. Il bambinetto grosso andò a dirlo alla mamma e alle zie che quella signora non l'aveva sgridato, ma l'aveva picchiato. Anche queste tre signore, cioè la mamma e le due sorelle, presero di nascosto questa mamma e la picchiarono a sangue. Proprio la picchiarono in modo violento. Questa signora aveva un marito veramente importante, non nel senso altolocato finanziariamente, ma una persona che sapeva che nelle montagne c'erano le signore anziane con la tazza e le gocce d'olio. Quando vide la moglie arrivare a casa piena di lividi, insomma, messa male per una settimana, non poté più camminare, proprio perché questo bambino di natura era bugiardo, no? Aveva raccontato una storia che non esisteva. E queste donne, come animali, erano andate ad attaccare questa signora qui da sola. Beh, quando questo signore, questo padre, vide sua moglie distrutta così, la prima reazione era di andare a prendere queste tre signore e rendere pane per focaccia. Però questo signore aveva visto molte cose nella vita, aveva visto tavoli volare, insomma, aveva visto tante cose di magia e quindi si consultò, andò dalle persone che vedevano lungo, chiese: ma devo iniziare una causa legale o devo usare altri mezzi? Il consiglio era: aspetta e vai da quella signora in montagna. Allora questo signore qui, passarono il tempo, passarono i mesi, in estate, quando finì la scuola, al posto che iniziare una guerra legale o una guerra, come si suol dire, aggressiva, come avevano fatto queste signore, in estate, in vacanza, al posto che andare al mare, andò in montagna e andò a trovare quella signora anziana. La signora anziana prese come si dice, un piatto, un po' di olio, un po' di acqua,
Il signore tornò in giù dalla montagna, che era andato da solo, e disse alla moglie: è a posto. La moglie, insomma, diceva: vendica, mi fai qualcosa, giustizia, è a posto la cosa. Io avevo 7 anni. 7 anni. A 19 anni, quel ragazzo lì, quello che aveva raccontato le bugie, che creava sempre problemi con tutti, a 19 anni, un giorno, tornando a militare, perché c'era leva militare, fece una curva e al posto che farla andò dritto e se ne andò da questo pianeta. Ma la storia non finisce qui. Queste 2 o 3 donne avevano una figlia che dopo qualche anno ebbe un altro bambino di 26 anni, no? Cioè, quindi praticamente io ho saputo 10-15 anni fa, una di queste donne ebbe un figlio, no? E un giorno era in moto, prese un colpetto e se ne andò anche lui. Allora, pensare male, come diceva lo zio Giulio, si fa peccato, però si azzecca quasi sempre. Io non voglio dire che quel signore con la vecchietta in montagna ha fatto una giustizia un pochettino così lapidaria, però purtroppo per quelli che non credono che queste cose sono reali, il vostro marietto, perché gliel'ha raccontata il Dante, perché io non ci credo a queste cose qui, vi può dire che il Dante mi ha raccontato questa cosa qui. Cioè praticamente quel ragazzino lì era un po' subillato dalle mamme, dalle zie, pensavano di essere importanti perché erano forti, hanno picchiato la persona sbagliata e il padre non ha alzato un dito, è andato alla vecchiettina in montagna, si è fatto aiutare, la vecchiettina gli ha detto: ci ho pensato io, non preoccupate, visto che avevi ragione, siete delle brave persone. La cosa è finita lì. Dopo 12 anni questo ragazzo qui a un certo punto ha fatto una curva dritta e il suo cuginetto l'ha fatto dopo, anzi lui era lui, sì, il suo cuginetto dopo 15 anni, è arrivato a 26 anni, un giorno in moto, si è fermato e si è casciato giù. È un infarto. Quindi capite, cari miei, cioè molte volte alcune operazioni magiche sono lunghe da colpire, ma il vostro marietto, vabbè, è un racconto del Dante, perché io queste cose sapete che non ci credo, però il Dante diceva che lui le aveva viste con i suoi occhi. Io l'ho sentito dire, però purtroppo quando un'azione magica è lanciata non c'è penale che tenga, non c'è avvocato che tenga, non c'è giustizia che tenga. Quando è lanciata, se è lanciata dalla persona che sa cosa mettere e dove mettere le mani. Quindi poi non è finita lì, queste 3 persone chiaramente hanno cominciato ad avere problemi fisici. Infatti la mamma di quella che gli è morto il figlio poi, dopo 12 anni, è scappata perché ha capito di aver toccato la persona sbagliata. Chiaro che poi, come si suol dire, io vi ho parlato della quinta, no? Della legge della quinta. Quel signore lì, però quel giorno gli si era un po' arrabbiato quando gli hanno picchiato la moglie e quindi diciamo che andando sulla vecchietta si è tolto i guanti bianchi e ha fatto andare avanti tutto quello che poteva fare andare avanti e dopo 12 anni si è cominciato a vedere la fine del mondo in quella casa. Bene, questo è un racconto di fantasia solo per dirvi che quando un'operazione magica, anche poco chiara, viene lanciata, quando arriva, è come se ti scoppiasse in casa una bomba atomica. Bene, cari amici, grazie per avermi ascoltato e il vostro maledetto vi saluta. Alla prossima, ciao!